Modas, sas bogues de esos cantadores a tenore. Su podcast de su progetto Modas. Su tempus de oe, su passadu e su tempus benidore de su canto a tenore, contados da esos cantadores e dai Bustiano Pilosu. Peppinu Gorda est unu cantatore d'Ergosolo che ha fatto sempre sa parte de saoghe. Appassionato meda de poesia a bolu e a taulinu, con Bustiano faedda de sos poetas chi prus d'ana ispiradu e de cales sun sas poesias chi prus ha cantadu in custos annos. Peppinu in diel de oe non canta prus in sos palcos, ma sighit a cantare in tridda, in sos zilleris e in sas cumpanzias. In questa intervista arresona de commentes al boghese sian cambiadas cun su tempus e de commente in diel de oe s'abbundanzia de registraciones pozzan azzuare sos giovanos ad imparare a cantare. Iscultate Boscommo, sa resonata de Bustiano Pilosu con Peppinu Gorda. Salute Peppinu Gorda. Gorda, Semus in Orgosolo, oie puru, po arreionare de tenore. Semus facendo questo progetto che è legato a sa questione dell'UNESCO, che l'UNESCO ha riconosciuto su tenore come patrimonio immateriale dell'umanità. In intro di questo abbiamo ammaniato un nuovo progetto che è stato finanziato dal suo Ministero dei Beni Culturali, che si narra Modas, che fa da sal modas de cantare de salvari albidas, sa moda orgolesa, sa moda durgalesa, sa moda urunesa e gai sigende. E siamo facendo in questo progetto vado una parte che è dedicata a questas arreionadas che sono protagonistas, che sono cantadores, in tutti i albidas, e tenimus a ultimo a tenere un bello tanto de arreion olfattos e tanto al boghese che nos contano esperienze soro, opinioni soro sopra questo mondo del tenore. Questa è l'idea che teniamo. E in più registriamo il finza sas cantadas, può tenere un documento bida voida de come si canta dal su 2021. Che può essere diverso da come si canta io a mancare in su 2000, può narrare. No? E poi questo siamo in oghe che integus può arreionare de tenore. Peppino, due, e te parte faghiasi su tenore, o faghesi? Io amo Anto Papa e nudo, insomma. Io sapevo, abbiamo cominciato giovanello, 16-17 anni, una truppetta, tutto un panzo, uno purtroppo di questo Omer mancau, e non riunivamo i sortilleri nostri, sortilleri Iaccaria, e basicamente lo sera di stiu, belle cada sera come sant'anni, quindi la gente si primava, ascoltava, non dava bene a salire un sizzo, e insomma, una cosa bene bella, un aumento buono per il suo tempo, via. Tu sei che anni sei? Io sono in 28 e quindi sono legando a cominciare a 7 anni. Intendiamo stando... a tanto si andava dai prusi i sortilleri sono i più frequentati dai sostenori, come più spau. Tanto intendiamo las prima, proprio e noi si camo scollio e onissi e binasa sono panzo, orini Giardezzi e Peddu registrasa in quello nastro del Song from Orgosolo, ingiustamente limba malagiama e tutto. E tanto si chiamavamo su antisoro, no? Un po' in aseo barravo sempre, ne eravamo spiato da questa poesia pure, Mi aggradava da non solo antare, ma antare certe poesie. Poi vabbè, dopo, alle volte siamo andati a scavalcare, sempre giovanello, l'esperienza. Dopo abbiamo venuto, oltre a Pedro non cantava più sul tempo, si andava l'altra volta, forse adesso io all'Izzo. Da che anno vizi a Pedro? Sì, Pedro deve essere adesso 7, credo, 7. Però sono legando io 76, 77, noi si andava in privato, in sposunto dell'Izzo andava, però vai a registrazione. Poi però hanno cominciato a uscire Giovanni, Pira, Zio Nicola, poesia di Soro, Giovanni Seria, Binardo Gaetano. Poi abbiamo notato la poesia di Zio Piredo, sempre tramite Isso, sono solamente Zio Bacchi, solamente Zio Bacchi, sono poesie bellissime, Santa da Isso. E noi in qualche modo copiavamo, riprendevamo, no? Questo modo. Adesso lo intendevamo, in queste occasioni, si capitava da portare in zilleri, ma in sesta, in qualsiasi occasione, vai da un po' di riunione che si sentavano, e quindi noi siamo sempre ascoltati.
Poi sono tutti tantos atteros, cantadores, son galuivos, antan bene, adesso siamo sempre là de piare all'iosa, via. E tu hai malnato che la passione tua è la poesia pure. Sì, a me mi hanno, vabbè, lo principale sono venuto a Peppino Mereu, a minore, a me mi ha appassionato sempre a leggere Peppino Mereu dai minoreddo, lo leggevo dai 12-13 anni. Poi sono venuto sempre tramite los antos, sono venuto tantos atteros poetas, dai Ziuli Mondupiras, a Montanaru, tantos insomma poetas. E ho capo sempre scolliu ustas poesias particolari e mi aggradava da santare. E qual è il fine di questa poesia? Ad esempio, Pino Mereu un po' tutto, ecco. Pino Mereu dai lettera, Nanni Suli, ad esempio, un che va tutto là. In Orgosolo poi sul tempo lo antavano a me, insomma, hai ad un'analisi sociale e economica de sos tempos, Pino Mereu a Bivio, no? Mi pare del 72, è morto sul 91, a 29 anni. La Sardegna probabilmente sos periodos ha una sospeios crisi sociales e economica, no? E Pepino Mereu ha antau ha posto in poesia tutto questo disagio da sos tempos. Aí hicimos sortir boscamentos, o delegado de esos árboles, cioè, binas immagini meda bella, no? Árboles che pariano a pinnetas. Si struttura es árboles, es árboles, gas in mano, e pariano una pinnetta, dicimos noi pure storias, che meriavan covardos in intro, in árboles vaia da i sorgolesi, no? Quindi árboles enormes, e poi purtroppo che sono. E quindi ecco Peppino Mereu. Poi un altro mi è sempre aggradato, un altro orgoglioso, zio Pireddu. Zio Pireddu stava in Bologna, no? Adesso zio Nicola e Giovanni. Zio Pireddu Proelio. Antonio Francesco credo si narrava, Antonio Francesco Pira, sì. Pireddu li motiano in bidda, zio Pireddu addirittura su San Benato, ne eravamo su Pireddu a San Benato, in connotto somente. E poi vai a due o tre poesie, meda bellas, di questo ambiente pastorale, no? E zio Nicola ha questa capacità non solo di cantare, ma un interprete di narrare su poeta, no? E quindi lo rendiamo da bene, e io Nicola si colpiano e che barravano in conca, ecco. Quella di Zuriu, di Bologna. Zuriu tra Bologna e Ottana, se ne bene si stiu fizza sicco, Giannara, che donzanno fi mezzana. Oppure va bene sull'amento, e questo sì, sempre zio Bacchis, e vede questa pastura sua, che vezzo, los sitios che sono emigrados, e torna a mente la sua vita sua, là, sempre la pastore, ecco. E a mente non è da bello, è un po' triste pure, uno me ne vezzo, ultimata, e che a fine de vita e non può de pruso, e che sta abbandonato, che solo, ecco. Quindi l'emigrazione ha causato questa soledad de sorbezzos. Namos questa familias che si spartinano e chi una che barra solo canta calmanno e beh questa tristura in intro de su cantico. Sì. E tu hai cantato a seguito a cantare e sighi a cantare? No, quando si troppo giovanetto praticamente esistio su quelle che da sera. Poi ho abbandonato, all'anno sono andato a un altro gruppo, ma non la può mai più a ficco proprio di mi impinnare, o mentre tocca a provare bene in parco, bisogna essere bene preparato, ben allenato, viene proprio riuscire a vincere un po' di emozione, bisogna i travalli, insomma, ecco, i travalli, i timpinnes, non la può mai più. Ultimamente andiamo in compagnia, basta. Tenore il buscare, a pizza si ne busca sempre, va da tanta gente, medas, giovano, mettiamo con essere amici, e comunque o è basso, o è ontra, o è mesuo, e quindi un po' a un immorgasi, può essere un professionale, però non si aggrada a gasi, ecco. Però noi quando facciamo su circa solamente accusta, no? A noi nos aggrada da comprendere tutto in su senso che noi che diamo per il valore, sia in parco, sia cantatore ufficiale o sia uno che canta da chi sua scompanza. Dopo noi
Tutto este musica, es cantigu, este gana di stare parisi, este un arreglio bello per noi, no? Quindi si canta in compagnia, cale mezzo cantico. Certo, il narana che addirittura sul tenore è proprio bello, in sua compagnia qui. Sì, vabbè. Vada antadores, non è tutto la matessi cosa. Per tornare, bella sia una poesia, poi la musicalità de sa voce, de su tenore, de pedicire, più bella este, più armonica este, e mezzo este, ecco. E quindi vinare voce, e lo via a borta, non lo viamo su basso. Se sul basso non si allena da. Non agguanta, non beresesse di agguantare una mesuretta antande, sai, è una probabilmente non so, ma è sicuramente meglio impegnativa e quindi ha bisogno di un allenamento sicuro per rendere bene e noi giusto non l'abbiamo, magari andiamo una mesuretta e poi non fermiamo, ecco. Ma cantas in fedales tuos o zenta zigo brulzova? In genere in compagnia è un fedele mio, ma a volte può capitare pure, tante occasioni, in vita, si saleva su 30 anni, si hanno 30 anni, si organizzano tutti sono momenti comunitari durante l'anno, no? Abbiamo Sant'Antonio ad esempio, e Sant'Antonio pure che diventa un bel momento di incontro, no? E tutta la vita, era bene. E quindi così su ballo e su tenore puro. E quindi va da diverse occasioni, di sale, si può andare fino in Zobonos. A Zobonos pure vino tanto Zobonos sono appassionato e a volte si bormuttini per onare questo antava da in meda e quindi provammo a bere fino in Chinis andare. E de gusto tenore, tu tenes un'ispirazione a qualche yoga in particolare, orgolesa, che ti aggradaia da... In vita meda se bella, a cominciare da zio Nicola e da Giovanni, però in tanta non sono a nota, tipo Antonio Rubano, meda da meda. E poi vina la più appassionato e hanno rimunito registrazioni provveste degli anni 60 o in banda. Che va straordinaria, magari la gente andava non cantava mai in parco, però andava da occasione, ovviamente su Biade si Vanne Pira, ad esempio, a me mi agradava meda, oppure su Biade si Maria Mon, su Matessa Pinteso, in meda bella, particolare, straordinaria, nel senso che siano un po' da esatte, ecco. Quindi usa sono i servosi, in modo ispirato sempre. Che che a differenza teatral bidda, no? Babidda, se non bedinare, non è mancari non tenne bocheona, però fa che andare su tenore. Che magari sao che viaghe prusu, eschi a zigu deppe spiccare sao che. Sao deppe essere l'idea, cioè da vinda non sono bella e hanno un bello traio, su andà bene, e quindi su tenore è bello, però hanno l'idea sua. Un dono in natura e tutto, è tutto una cosa. Tutto funziona a mezzo, sì. Che poi in Orgosolo è importante che si comprenda questa poesia pure, che non sia da misturata che su, cioè che deve bessire questa poesia. Su parlando prima, io sono barrato sempre appassionato a questa poesia sarda e dunque andò antas, la gente deve comprendere te antas. A volte vinas eustulubio, mi pare, di zio Nicola, soprattutto vinas de rispettare vina, no, sai, una cosa meda sempre, la punteggiatura, questa poesia, in modo e a volte noi cantiamo un verso tutta una volta, però a rimma de pettorrare, ma a volte non è ragazzi, vina poesia de più numereu, lo sconzetto sono espresso mancari a mezzo verso e qui deve rimare, però si prende su in arada. Era nare sa poesia, vada sa pausas, borta pausas, possono essere vinas quasi non si intende, ma sono toso semplice il minoreggio, però la per rispettare la gente deve prendere su in sa poesia, su andare su poeta. E certo, no, a volte capita proprio che per esempio una poesia in terzina invece di serrare s'arregliono in sa terzina, che serra di suo primo verso di sa terzina, però sa da innanzi. E quindi in cui deve essere bravo in modo a rispettare questo aspetto. E questo
Nammo su che bada un'attenzione, in oghe, poi zio Nicola è stato in scuola, di tutto questo ultimo cantato meda, abbiamo 30 anni, forse il 40 pure. Da un mese a zio Nicola. Ma andavo in prima sicuramente, andavo minoreddo, andavo in campagna. No, questo è però sono subiamo con noi in palco, no? Beh, andavo meda, tantissimo. E tantissimo viene registrato di zio Nicola, quindi ha fatto e ha detto, oh là. Sì. In parte, nammo su, qualche cosa l'ha cambiata pure in intro di questo stile orgoglioso. Cada cantatore che pone un po' del suo impara, sì, noi andiamo a intendere queste note se in 20 anni sai, 40 anni sai, 60 anni sai, non sono uguali, ma va sempre le differenze. A me mi pare, ad esempio, i spizza, tipo ontra se si un po' a piattinde, invece se mi pare as ontras antigas aurin più liberas, più stoos in mesu, i soros. A me mi aggradava prolungarsi, no? Questa è un'impressione mia. E quale contrade ti piace a te di questo, per esempio? Non ti può donare, ad esempio, oltre mi aggradava a me, ho subiato dei Mazzini, o se mi aggradava a me. Ti sei in rete? Mazzini, un panzo nostro, non besprosi, che è morto, Giuseppe Rubano se ne era. E se mi aggradava a me, e io non dico forse sì, ma bina sa Nicola Grisanto, e mi aggrada a me, le da questa stumbata, non da ontra rimeso, si chiesi da ritmos e tempos bellos. Quindi, su cambiamento. Ma su cambiamento, su cambiamento vi è sicuramente. I serbo è bene sul tenore. Mi pare abbastanza, insomma, semplice, bene a l'ubiere, va registrazione degli anni 60 e non sono uguali, balli, sempre se le differenziette, ecco. Però è una cosa normale, è una cosa viva, andava, noi è una cosa morta, i respirande e casa barra, invece è una cosa viva, e cada uno dà su porto suo, a questo anto, ecco, da saporto suo, e sarvoes, e forse per adesso satiro andavo sempre all'iosa de differente. E tu sai che tu come te che la collocas in questo? Este brusa antica, brusa sa moderna? Io un po' sempre a conto mio, nel senso intendo so satiro, però poi mi pare è una cosa di momentanea, una specie di denaro, una specie di jazz. In questo senso, sì che certo, lo spuntello, no, principale si va, mascamente si esprime stumbata, va da certi usi suoni. Ma poi un po' cada uno, ne si per me mercati, cada uno rigidi l'animo suo, ecco, su intende di questo momento. E se che lei ha un utraio che finza se... non deve essere un utraio diverso, nel senso vada disonorando uso sì, di rispettare certe regole al generale. Certo spunto lo devi rispettare, solamente a me non c'è no, è certo spunto lo deve rispettare. Poi invece uso un po', cada uno probabilmente si caratterizza da questa cosa, ecco. E non è questo, quando bindate tenore il gai, potete essere magari che a bello a scurtare registrazione, se questo si può finza rischiare di lo perdere, imparando da essa registrazione. Può essere, io ho potuto a Bortas, lo devo narrare, e vado a mettere zopano intende troppo tenore, non solo il collegio, ma viene a terra le vite. A Bortas può essere una cosa buona, ma può essere una cosa non buona. Il modo di andare, viene a teattere, pare che può da barrare, e in modo viene involontariamente di che si su questo giro, questo passaggio. Di onare sprusa, urtare, sostenere sarbo e sorgolesa, mascamente sarbonas e usa sprusantias, e anche registrazioni spruezza, se anche vada ustoso e un è proprio un ramo distinto, no? Su modo di andare orgoglioso. E poi un po' sai, noi si ha
diferente meda vinar da is, è importante, siamo a furriu, però va sempre saliosa de particolare. Sì, e questa è la qualità di essa fine di chi scrive comprendere queste cose in particolare, no? Che ti fanno diverso da questo di una terraida. Però io sono tende questa generazione nuova che è sta bello che scurtano me da terra cosa, ma è il bello pure, nel senso che la passione è passione, tutto scurtiamo tutto, e gai. Però so intende che da in cara meda, non solo in Orgosolo, no? A cantare si solo. Cioè, io poi di Solzovano su una volontà in questa direzione, poi tu l'hai nato, Sì. magari involontariamente pure, qualche cosa di che votelleare, questo è il di comprendere. Però come te volontà mi pare che vi sia, Sì, sicuramente cada vita è distinguere questa cosa. E Però bidene, ragionare un po' preso approfondendo il discorso, a bortas almeno su a di primare me dai prusu ola a disposizione tua, i vita tua. E questa scuola è una regione che ha fatto vinzasa in Pascale Buesca quando abbiamo regionato. Si scuola, caleste si scuola che tiene un giovane noi. Ma noi sì, avevamo la possibilità di intendere meglio. Oggi si anta noi intende proprio dal vivo, sul telleri, no? E quindi vai a tenore, ma soprattutto le voci, a me mi interessavano più me le voci. Oggi prospavo, quindi la registrazione. Ma la registrazione è sempre un po', narramos tanca, tra virgolette, comprendimi, tanca in questo momento i registrando, quindi deve pesare un anto perfetto quasi, no? In intro è certa, se non ti può lasciare andare troppo. Invece se andavano i sorcelleri, un po' vai a variazione, si lasciavano un po' più tranquillo, per lasciare andare, differenti, più ricco, ecco, più ricco. Più ricco. Sì, più ricco. De passaggio, de cose. Sì. E poi forse sì, sul fatto che in Silleri non è come una registrazione che bescudo tenore fisso, canta nisso, se gai, no? E in Silleri poteva da entrare vinza da terra gente. Cioè, la variazione è il David a vinza si scambio da uno a un altro. Sì. E quindi questo alzavano le oie e questa scuola non la tengono. No, noi non la tengo. Oggi magari va più registrazione, più possibilità di intendere qualsiasi serata oggi si può registrare, quindi hanno un materiale meda. Io spero ecco su materiale per un teatro di su parco o di una sala di registrazione, noi su un materiale libero, tranquillo, sereno, di un'intesa dessa sesta e di un momento di lluvia, ecco. E in questo magari noi che siamo il mannittos, forse qualche cosa può non grasa, naro, che namus che bidenimus a questa tradizione nostra, non de antamus, donzuno dessa sua, dessa ida sua, e tutto canto sparisi dessa Sardigna, però voi magari non sempre siamo coerenti su Vagel, no? Cioè questo non rabbizzamus che a Salzovano il mancada, però poi disponibilità adesso al manno non siamo sempre il gai disponibile, no? Cioè all'ildare queste occasioni. Te denaro forse si irà da creare in nostro momento, no? Si va a mancare uno un cantadore non canta più, insomma, mancare vada un momento uno zero su un provando e zova, non si può andare, lo si intende, li può dare un sizzo, ecco. Non esistono in questo momento i sociali, vi può dare questa trasmissione diretta mi pare non esistono, ecco, o a su manco, non su una cosa programmata, creare una cosa istituzionale, si vinda pure. Cioè non va in un momento in cui va la possibilità non bisogna queste occasioni. No, non bisogna queste occasioni di poter ha questa possibilità di poter intendere da antande uno de esos mannos o tinarre
un rese giusto, un preso. Non bisogna in questo momento, e quindi non è stata una cosa buona per il tenore. In questo senso lo sonende io, no? Che noi a volte solzovano, lo criticano pure, però i sospuro, anzi sì, in qualche maniera sono facendo meda. Sì. Certo, le giovani si sono impegnati meda, e antana, si impinnano, e magari ne provano belle cada dia. E certo, si va da questa possibilità, viene prodotto, ordinario, non hanno manco bisogno, ma prodotto deve essere un sizzo da parte di Ada, o studiano, no? E la sviluppare in tutta la sua vita, questa è una cosa ben importante. E forse in Salbida, dentro di questo progetto, per esempio, noi abbiamo sposto una parte dedicata proprio a cercare di tornare, non organizzare, ma di favorire, no? In intro de Salbida, questo al momento de abboio, no? In un gente abboia da su mantessi luogo, bessi spazi può cantare, non si chi studiano magari televisione e radio, può qualche scutta, può essere un zilleri, può essere un'altra occasione, però de cercaremo tutto Parisi, non pezzi in orgoso, non è in tutto Salbida de su denore, debbe essere questa occasione de poter cantare Parisi. Su Guido, più difficile per me, è però che conchinare la gente del sud tempo il nostro. Abbessire da queste abitudini che noi abbiamo alleato, no? Mi pare che solzovano di partecipare. Però è solmanno il forse che è più difficile a si ponere in gioco. Può essere, certo. Normalmente siamo un po' più su... Andiamo propenso ecco, a nos entusiasmare dai nuovi e su tempo su Olanda, però certo adesso non lo sa buona. E resessende, insomma, noi siamo una punna che teniamo su un'idea brusche atteru, non è nato che non resessata, però forse se sughi finza al zirende con il regionale che sa gente, come tal nato due, è stessa cosa che bighere più di tutto il resto. Cioè, de cantaremo sparisi, de dare esempio, e più di suo cusizzo quasi esempio. Cioè, de commente si canta da fare iscurtare, cantare parisi, che è il bello. Poi Solzovano cantano bene pure, Certo. Cioè, battenore il bello. Tenerone, sì, tenerone è bello, è piacere viene a cantare. Cioè, se tu pensi al che a tenere un tenore chi suona da... Sono bene. Sono bello. Anda bene che in questa speranza andiamo che resessem a sparisi. Noi dessa associazione e sos che bisemo impegnados paris che in sos cantatores che sa cosa si fa che solo si sa gente la che fare. Si sa gente andiamo a perdere sa gana de si ponere in gioco. È difficile, però noi abbiprofaremmo il Nessi, este sabunna nostra. Nessi abbiprofaremmo. Mi sono auguri, sì, questa cosa pensa da complimento. Stiamo a cercare, sì, o quando vieni, e finza a gusto orta idee, quando cantiamo, su chi vieni tre, Nessi, tre o battos tenores, sì, di cacurzias e pesas una oche in solzovanos o che in curdes plus paguzovanos, non dia fare spiegare meda, nammus ponere un passo in questa direzione. Poco grazie, Grazie a voi. Grazie al meda di questa regionata. Azis ascoltado Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore, su podcast de su progetto Modas. Intervistas de Bustiano Vilosu. Produzione esecutiva de Diego Pani. Registrazione audio de Bustiano Vilosu e Gigi Oliva. Editing e mixaggio de Roberto Macis. Sigla è presentata de sas puntadas de Diego Pani. Sa sigla è su ballo dorrao de Vonne, cantato da su concordo su connotto. Su podcast de Modas est un trabalho de SISRE, Istituto Superiore Regionale Etnografico de Sardegna.